Alle 7:26 di giovedì 20 luglio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. È ancora chiuso l'aeroporto di Fontanarossa e Catania, rimarrà chiuso per almeno 4 giorni fino a lunedì e il caos ancora regna sovrano, sono pochissime le partenze, questa mattina sono stati effettuati soltanto 2 voli, tanti naturalmente i disagi con i passeggeri, con i voli dirottati negli altri aeroporti siciliani, Palermo che non vuole i voli che arrivano dirottati da Catania, intanto la Procura ha disposto il sequestro del Terminal A per accertamenti d'ufficio. Vediamo. Una decina i voli partiti oggi dallo scalo catanese, altrettanti gli arrivi. Il primo è stato un volo proveniente da Bologna. Questi sono invece i passeggeri del volo per Malta che intorno alle 10 si sono imbarcati dal Terminal C, finalmente entrato in funzione dopo che domenica scorsa era stato chiuso il Terminal A a causa di un incendio propagatosi da un condizionatore andato in cortocircuito al pian terreno del lato est. Voli che nei prossimi giorni potrebbero diventare 4 o anche 7 all'ora. ENAC e SAC fanno sapere che sono al lavoro per migliorare l'operatività dello scalo. L'idea è quella di realizzare, in coordinamento con la Protezione Civile, una tensostruttura che permetterà di aumentare la capienza del terminal, ma certo non può essere questa la soluzione decisiva, considerando che a Fontanarossa in questo periodo estivo transitano 46.000 passeggeri al giorno. Servirebbe invece il ritorno alla funzionalità del Terminal A, che doveva essere riaperto oggi, ma che invece è rimasto chiuso e lo sarà per altri 5 giorni fino a lunedì 24 luglio. La Procura ha disposto il sequestro dell'area interessata dal rogo e in particolare della zona dei noleggi, un'uscita laterale per i pullman e un punto taxi e parte di un bar. Restano libere le zone arrivi e le scale mobili che collegano il piano con l'area partenze. Un provvedimento quindi che non impedirebbe nel caso la riapertura dell'intero terminal. L'area però dovrà essere prima bonificata e messa in sicurezza. L'inchiesta, per adesso contro ignoti per incendio colposo, oltre alle cause del rogo dovrà valutare anche se ci sono state violazioni delle norme sulla sicurezza. Le dolenti note riguardano però sempre i passeggeri, quelli rimasti a terra che hanno visto i loro voli cancellati o spostati su aeroporti lontani come Trapani, Palermo e Comiso. Troppe volte lasciati al loro destino con le compagnie irrintracciabili e abili in comunicazioni tardive e spesso contrastanti. Un disastro che ha creato, secondo Italia Rimborso, disservizi a 500.000 persone. E adesso anche la decisione della GESAP di Palermo che annuncia che da venerdì non accoglierà ulteriori voli destinati a Catania. Un altro argomento, nella giornata della commemorazione di Via D'Amelio a Palermo, importante sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. Confermato l'ergastolo per Messina Denaro. Il boss, ha stabilito la Corte, è uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Sentenza che arriva in un giorno altamente simbolico per l'intero paese. A Caltanissetta è stato confermato l'ergastolo per Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. La Corte d'Assise d'Appello della città nissena ha confermato il verdetto del primo grado. Il padrino, difeso dall'avvocato d'ufficio Adriana Vella, ha rinunciato a collegarsi dal carcere in cui è detenuto per ascoltare il dispositivo. Soddisfatto l'avvocato della famiglia Borsellino, Fabio Trizzino, nonostante i depistaggi e gli errori passati, questa sentenza ci riconcilia con lo Stato. Il boss, arrestato il 16 gennaio scorso dal ROS dopo 30 anni di latitanza, continua a custodire in carcere i segreti della drammatica stagione delle stragi che insanguinò l'Italia nel 1992. Il collegio, presieduto dal giudice Maria Carmela Giannazzo, ha accolto la richiesta avanzata dai procuratori generali Antonio Patti, Fabiola Furnari e Gaetano Bono. E naturalmente, non smentendosi, il boss Messina Denaro ha fatto pervenire all'avvocata d'ufficio, che non era la nipote Guttadauro, questo messaggio: mi è piaciuta la sua arringa, buona vita. Così Messina Denaro, insomma, non si smentisce, è il vero boss, insomma. Intanto però si è appresa una notizia pochi minuti fa da Palermo, hanno tentato di vendere al fotografo Fabrizio Corona, un personaggio molto noto, documenti segreti sulle indagini sulla cattura di Messina Denaro e per questo un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo sono stati messi agli arresti domiciliari. Si tratta di Luigi Pirollo, il carabiniere, accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio. Il complice, il consigliere comunale di Mazara del Vallo, che si chiama Giorgio Randazzo, è accusato di ricettazione. Si tratta di un'indagine coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia con il suo aggiunto Paolo Guido. Angelo, vogliamo parlare un po' sui quotidiani siciliani?
Sì, vediamo subito allora le notizie, le principali notizie di oggi. Cominciamo con la Sicilia di Catania, che ha un titolo che sa tanto di calcio ma che ha poco a che vedere con il calcio, perché utilizza il termine derby, il derby dei disagi. Fontanarossa è chiuso e Palermo tradisce. Gesap si tira indietro nel weekend, ma c'è il no della regione dell'ENAC e il punto sull'indagine. Il paradosso: le compagnie aeree, pensa, vendono ancora e a caro prezzo i biglietti su Catania, ma intanto, come abbiamo sentito, Fontanarossa resta chiuso almeno per altri 5 giorni, si allungano i giorni di passione per i passeggeri, anche perché Gesap, società che abbiamo detto gestisce lo scalo di Palermo, ha alzato la bandiera bianca per i voli spostati nel fine settimana su Punta Raisi. Insomma, guerra degli aeroporti. È proprio così. L'indagine, vedremo poi nelle pagine interne delle precisazioni del procuratore Zuccaro proprio su questa vicenda. L'ondata di calore, Caronte raggiunge il picco ma non lascia ancora la Sicilia, quindi c'è il grande caldo e c'è la grazia, come vedi, per Patrick Zaki, che oggi sarà in Italia. Si attendeva, ieri se ne parlava, è arrivata ieri la grazia per il giovane ricercatore. Adesso la fotonotizia che ci riporta alla giornata di ieri. Nel nome si legge sulla Sicilia di Paolo. Meloni a Palermo omaggia Borsellino, il concorso esterno non si tocca, la Schlein in corteo con le agende rosse, ergastolo bis per Messina Denaro. Una sorta di, diciamo, sintesi della giornata di ieri che abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali. E poi il giornalismo in lutto, l'addio a Purgatori con le sue inchieste, scardinò i muri degli anni più bui. Questo il ricordo della Sicilia. Allora, le pagine interne, cominciamo proprio dalla vicenda dell'aeroporto. Palermo chiude la porta a Fontanarossa, c'è l'ira di Schifani, l'ENAC decidiamo noi, la beffa, Gesap si arrende per il weekend, la galla solidarietà e mette in pista l'ipotesi dell'aeroporto militare di Sigonella. E come dicevamo, il procuratore Zuccaro interviene, fa una precisione su quello che è stato quello che è l'effetto del sequestro dell'aeroporto. Dice: il sequestro non blocca lo scalo. È evidente che la magistratura ha bloccato la zona dove c'è stato l'incendio, mica blocca l'aeroporto. E poi ancora attenzione, perché ci sono anche le reazioni politiche che adesso sono sempre più insistenti e più forti. De Luca chiede la testa del CDA, Prestigiacomo commissariare la SAC. Queste sono diciamo la SAC è la società che gestisce l'aeroporto di Palermo, di Catania, l'aeroporto di Catania, la SAC. E poi un racconto, uno dei tanti, diciamo, l'odissea di chi deve partire, perché viaggiare per Catania è diventato veramente un problema. Questa è la vicenda aeroporto. Poi il ricordo di Borsellino, Mattarella ricorda Borsellino, Meloni io ci sarò sempre, la commemorazione con 2 cortei, il presidente combattere le zone grigie, queste le sue parole. E nella giornata di ieri, come abbiamo detto, c'è stato questo ergastolo confermato per Messina Denaro, al tavolo coi corleonesi pianificò le stragi, ieri la sentenza d'appello a Caltanissetta. Tra poco il nostro ospite in collegamento sarà l'avvocato della famiglia Borsellino, Fabio Trizzino. E un altro dei temi, diciamo, caldi, ma proprio caldi, Caronte e il suo picco, primi temporali al nord, al sud resta la canicola, l'anticiclone dovrebbe attenuare la presa, ma ieri 2 persone sono morte per il caldo, ancora 18 le città con il bollino rosso. È una situazione... Vediamo i disturbi più frequenti legati al caldo. Abbiamo già parlato diciamo, del colpo di calore, tant'è che è stato introdotto nei pronto soccorso anche il codice calore, la disidratazione, la congestione e ancora l'insolazione, l'edema e i crampi. Questi sono dei sintomi che sono ricollegati proprio al caldo di questi giorni, al super caldo di questi giorni. E poi torniamo su una vicenda di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane. A Cireale, mare inquinato, le analisi della discordia, oggi ci saranno dei nuovi prelievi. Il sindaco Barbagallo: importante dare risposte certe ai cittadini, dobbiamo salvaguardare la salute pubblica.
Repubblica, e quindi la zona dell'Acese continua ad essere, diciamo, osservata speciale per quanto riguarda proprio la situazione, lo stato delle acque del mare. E adesso la pagina di Catania, della Sicilia, dopo i voli sospeso anche il lavoro, prime conseguenze occupazionali in seguito all'incendio del Terminal A dell'aeroporto, stop da domani e per 13 settimane 59 dipendenti della società di ristorazione My Chef che erano impiegati nello scalo, quindi c'è anche 13 settimane sono tante. Sono 3 mesi, poco più di 3 mesi, sono davvero tantissime. Poi lo scandalo della sanità, la procura chiede il giudizio per 16, fissata l'udienza preliminare per il 7 settembre, anche gli ex assessori Razza e Scavone davanti al GUP. Il dentista Ezio Campagna invece ha presentato istanza di patteggiamento. Queste le notizie riportate dalla pagina dedicata alla città di Catania dal quotidiano La Sicilia. Adesso siamo sulla edizione di Palermo di Repubblica, epicentro via D'Amelio, questo è il titolo scelto proprio da Repubblica, il giorno di Borsellino, e dopo gli appuntamenti della mattina con Meloni e la visita della Schlein vanno in scena il corteo dei sindacati e delle associazioni e la fiaccolata della destra. I familiari nella caserma Lungaro, i cari delle vittime delle stragi incontrano la Premier, ma c'è chi ha rinunciato e chi la incalza, il dono poi di Manfredi Borsellino. Questa è la giornata, il racconto della giornata. E poi c'è Palermo come Beirut, quella sera maledetta ha gettato via i vestiti che odoravano di morte. Si ritorna a via D'Amelio, i boati furono 2, probabilmente un eco dell'altro, e poi la colonna di fumo, il racconto di quella drammatica giornata. Una testimonianza importante. È proprio così. Poi università, questa è una buona notizia per la nostra Sicilia, la facoltà di medicina, numero meno chiuso, sì, perché in Sicilia ci sono 503 posti in più per medicina. Questo è molto importante perché da noi c'è una notevole carenza di medici. E poi evidenziamo anche il caso dell'aeroporto, c'è ancora emergenza, effetti sugli altri scali, la lite tra Schifani e la Galla proprio sull'aeroporto di Palermo. La prima pagina, questa è la prima pagina di Repubblica Palermo, ma all'interno troviamo la Meloni con il suo blitz senza la piazza, sulle strade sfida la città che chiede giustizia e diritti. Nel giorno di Borsellino arriva anche alla Schlein, dall'Albero Falcone, il corteo della nuova antimafia. Siamo in tanti, altro che divisi, dicono i partecipanti. E poi sempre sulle pagine interne del quotidiano Repubblica, edizione di Palermo, cerchiamo di capire qualcosa in più. Corsa al camice bianco, ultima chiamata nelle università siciliane, 503 posti in più. In corso i nuovi test di ingresso, a Palermo 3.670 candidati, entrerà 1 su 6, l'aumento è stato stabilito a livello nazionale. Alla Sicilia mancano anestesisti e pediatri. Questi sono, diciamo, i due aspetti, le due mancanze della nostra terra. E poi Punta Rai, si dice stop ai voli catanesi ed è scontro Schifani-Gesap, ne abbiamo parlato, continuiamo a parlarne, chiuso per altri 6 giorni, scrive ancora la Repubblica, lo scalo incendiato nel weekend, nessuno spostamento a Palermo. Adesso invece la prima pagina del giornale di Sicilia, il ricordo e la giustizia nuova. Mentre la Meloni omaggia Borsellino e difende la linea antimafia del governo, in 8 mesi 1.300 arresti, Mattarella dice sì alla presentazione alle Camere della riforma Nordio. Via D'Amelio 31 anni dopo, corteo e fiaccolata filano via lisci dopo le tensioni della vigilia, alla commemorazione anche alla Schlein, l'orefice alla calze nella chiesa dove il magistrato fu battezzato, la fede consacra alla legalità, e poi una targa commemorativa al Tribunale di Marsala, Asaro, eredità da onorare per Borsellino. Questa foto ci dice quanto è stata forte la partecipazione. E
Aeroporti siciliani che sono sotto stress, l'ENAC e Schifani sono contro la GESAP, il terminal incendiato a Catania chiuso per altri 5 giorni, pesanti contraccolpi per il traffico aereo, contributi negati, i TIR verso lo sciopero, e questa è una notizia da attenzionare. Non ha avuto seguito la promessa di fondi da parte del governo centrale, cioè di Roma. Gli autotrasportatori dell'Aitras minacciano di bloccare i porti e sarebbe un altro problema, considerato quello che sta succedendo con l'aeroporto di Catania chiuso. Anche su Giornale di Sicilia c'è il ricordo di Purgatori, evitò l'oblio sul caso Ustica, e poi un richiamo sul calcio perché c'è stato un incidente di percorso proprio alla seconda amichevole per il Palermo, sconfitto da una formazione insomma poco più che dilettante, anzi certamente dilettantistiche. Poi siamo sulla Gazzetta del Sud, il tema centrale come sempre la città di Messina, questa è una caratteristica della Gazzetta, la nuova fiera della città sarà un parco urbano senza barriere, a settembre sarà aperto il metterlo con cantiere. punto esclamativo significa grande soddisfazione. Certo, perché è stata trasformata proprio, sarà qualcosa di assolutamente nuovo. Affidati i lavori di ristrutturazione della preziosaria che si affaccia proprio sul lungomare di Messina. E poi nel nome di Borsellino opporsi alle zone grigie dove la mafia prospera, questo è il ricordo di Mattarella nella giornata del 31esimo anno dalla strage. Zaki torna in libertà, concessa la grazia, e ancora l'aeroporto di Catania, terminal ha chiuso per altri 5 giorni e ancora caos voli. E poi c'è una sentenza che ci porta indietro di qualche tempo, Gamma Interferon, 7 condanne, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti, 41 gli imputati con 127 capi d'accusa, di cui 103 sono stati dichiarati prescritti. Si trattava di macellazioni clandestine proprio sui Nebro. Di questo è quello che racconta sulla sua prima pagina la Gazzetta del Sud. E allora pagine interne della Gazzetta proprio per parlare ancora di aeroporto Catania, altri 5 giorni da incubo, 500.000 di passeggeri nel caos, conseguenze sul turismo, il sindaco di Catania, soluzioni subito. E ancora vedete anche sulla Gazzetta Prestigiacomo, un grave danno d'immagine per la città di Catania, ma anche per la Sicilia, perché ne paga le conseguenze l'intera isola. E anche qui Palermo chiude la pista, braccio di ferro con l'ENAC per la rassegna stampa regionale. Per stamattina ci possiamo anche fermare qui, Michele. Benissimo, facciamo una breve pausa, poi andremo sui quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. 7.45, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Angelo, guardiamo un po' i quotidiani nazionali. Eccoci, sì, con i quotidiani nazionali partiamo dal Corriere della Sera, perché intanto la grazia per Zaki è la notizia a centropagina stamattina del Corriere. Oggi sarà in Italia, la firma di Al-Sisi e il ruolo del governo, il papà, tanti aiuti, pronta la festa, la fine di un incubo per il ricercatore, la soddisfazione bipartisan. Tajani, in politica contano i fatti. Ma non c'è solo questa vicenda, vedete foto, notizia per ricordare foto. Purgatori, il cronista che inseguiva la verità. Veramente una morte improvvisa che ha sconvolto tutti, davvero. Ha svelato il mistero di Ustica, le inchieste, la TV, i film, insomma ha dato un contributo importantissimo su tanti fatti oscuri della nostra Italia. E poi la riforma della giustizia, la riforma Nordio alle Camere, c'è il via libera del Colle, la Meloni celebra Borsellino e frena il suo ministro, ma intanto ci sono tensioni probabili con i partner europei proprio per questa riforma della giustizia che si avvia a varare il nostro Parlamento. E poi vedete, si torna a parlare di Mario Draghi, il premier dell'agenda un anno dopo Draghi. Che cosa
diciamo, dal Covid alla guerra, ha sfidato la crisi, una sorta di omaggio a Mario Draghi che diciamo, ha lasciato in eredità tantissime cose da fare in agenda. E poi questa è una buona notizia. C'è il tagliarate per il caro mutui, i tempi più lunghi per i prestiti, quindi diciamo che chi deve restituire un mutuo arriva il tagliarate contro il caro mutui e la situazione delle banche, dopo il confronto con il Ministero dell'Economia, ha diramato una nota agli istituti di credito per sollecitare misure che vadano incontro ai sottoscrittori. Insomma, c'è una buona notizia, si spera sia veramente una buona notizia. La cronaca, il delitto di Alatri, la ex del killer, io testimone, ora ho paura, era un peso che non potevo sopportare. Beatrice, 22 anni, l'ex fidanzata di Mattia Toson, è diventata la testimone chiave nell'inchiesta sulla morte di Thomas Bricca ad Alatri. Adesso però ha paura, teme per la sua vita. Afa e tempeste, il paese si ritrova diviso dal clima perché sull'Italia meridionale, sulla Sicilia, continuerà ad esserci tanto caldo, l'anticiclone Caronte si farà sentire ancora, mentre invece ci sono spiragli di una rinfrescata per il nord con l'arrivo temporali anche violenti, di temporali, perché questa è la conseguenza: quando c'è troppo caldo lo scontro con l'aria fredda poi porta a questo tipo di precipitazioni. La trattativa tra Italia e Egitto, libero l'ostaggio Zaki, così scrive Repubblica. Dopo la condanna il presidente al-Sisi concede la grazia, dietro la liberazione e la garanzia di aiuti alimentari al Cairo. Meloni: ringrazio per questo gesto, oggi Patrick arriverà in Italia al Schlein, ora lottiamo per la verità sul caso Regeni, che è un'altra pagina, diciamo una pagina nera, esattamente. Abuso d'ufficio e corruzione, schiaffo della destra alla Quirinale e anche all'Unione Europea. E poi vedete il PNRR, non ne parlavamo da qualche giorno, però subito arriva, via alla terza rata con taglio di 500 milioni il negoziato con Bruxelles, e pare che questo taglio diciamo in qualche modo inciderà sugli studentati, cioè sulle residenze per i nostri Bella ragazzi. anche la foto di Zaki. Eccola qui, la foto in primissimo piano, pubblicata stamattina dal Repubblica. E poi dall'estero, perché voterò il socialista Sanchez alla guida della mia Spagna, di Javier Cercas, questa è la riflessione. E poi il regalo di Putin, la nazionalizzata Danone al ceceno Kadyrov. Praticamente ha fatto questa operazione, diciamo, interna, tutta sua evidentemente. E ancora sulla prima pagina l'emergenza clima, energia e caro prezzi, quanto ci costa il grande caldo. Si fa una sorta, insomma, si mettono in fila le spese e che cosa succede con tutto questo caldo. Poi al-Sisi, siamo sulla Stampa, grazie a Zaki, l'abbraccio dell'Italia, l'Egitto libera lo studente dopo la condanna, oggi ritorna a Bologna la fidanzata, adesso ci sposiamo. Ah, evviva! E quindi una buona, viva gli sposi! Una buona notizia anche qui sulla Stampa, ricordiamo Purgatori, vedete in alto. Bella foto anche quella. Vediamo un attimo di ritrovare la pagina della Stampa che è andata via, eccola qui. No, è saltato un attimo, vi chiedo scusa, torniamo. Vabbè, vediamo altro. No, adesso la riapriamo la rassegna perché evidentemente c'è stato un problema. Eccolo qui, la prima pagina con il ricordo per Purgatori e il giornalismo vissuto come una missione. Questo racconta la Stampa. La giustizia anche sul quotidiano piemontese, schiaffo al Quirinale, Mattarella firma il DDL sull'abuso d'ufficio, subito dopo la destra boccia la direttiva dell'Unione Europea sulla corruzione. Insomma, però Mattarella ha firmato, no? Insomma, quindi adesso va alle Camere, bisogna vedere che cosa succederà. Però l'ha firmato. Esattamente. Ed è un disegno di legge, non è un decreto, cioè non entra in vigore subito, bisognerà vedere il dibattito in Parlamento, eccetera. Aspettiamo
vediamo cosa succede in Parlamento. Inchiniamoci a Borsellino, vedete il Presidente della Repubblica, l'omaggio del Capo dello Stato e del popolo di Palermo per Borsellino e per evidentemente gli uomini della sua scorta. Ma ci sono altre notizie sulla prima pagina. L'inchiesta che riguarda la Santanchè, adesso anche Santanchè, ora anche Santanchè sa di essere indagata perché finalmente è arrivato dopo oltre 100 giorni l'avviso di garanzia, con un ritardo, scrive la Stampa, di oltre 100 giorni. La richiesta di proroga che ufficializza le indagini su lei è arrivata a destinazione. Cosa farà adesso Santanchè dopo che 3 giorni fa un postino è riuscito a consegnare l'atto giudiziario più atteso e scontato del mondo, insomma si chiede il Quotidiano. E poi ancora i padri stile La Russa, quasi inconsapevoli. Questa è polemica di Caterina Soffici. Ci sono, diciamo, altri risvolti su questa inchiesta, magari se avremo tempo proveremo ad approfondire. Le altre prime pagine, siamo sul Messaggero di Roma, anche sul Messaggero si parla di Zaki, dall'arresto alla grazia, oggi sarà in Italia. Mafia, mai più zone grigie, sono le parole di Mattarella, l'appello proprio del Capo dello Stato nell'anniversario del delitto Borsellino e della strage di Via D'Amelio. Meloni, il concorso esterno non si tocca, fiaccolata a Palermo per ricordare il giudice Eroi. Anche qui, bella questa foto, sì. Il senso di purgatori per la verità, la morte del giornalista Daustica Orlandi, inchieste memorabili per lui. E poi attenzione perché ci riguarda un po' tutti, cibi scaduti e sequestri nelle località estive, irregolare, un locale su 2. La Ponza alla Sardegna. I carabinieri del NAS hanno prelevato tonnellate di merce a rischio. Caspita, dovremmo vedere tutte le località, i luoghi, guarda, adesso... Roma, Perugia, Livorno. Fino alla Sardegna. Insomma, davvero controllati tantissime attività, bar, chioschi, ristoranti, c'è davvero di tutto in questa operazione dei NAS. Le temperature record, il caldo uccide sul lavoro. Oggi ci sarà un tavolo al Ministero per trovare una soluzione. E poi Ferragni nei guai, era marketing e non beneficenza, c'è un'ispezione della Guardia di Finanza. Vediamo un po' che è successo. È perché Pandori Balocco, ispezione negli uffici di 2 aziende di Chiara Ferragni, l'antitrust, il progetto faceva credere ai consumatori di poter aiutare le donazioni. E quindi c'è adesso la Guardia di Finanza che vuole vederci, insomma, chiaro su questa vicenda. Vediamo il Fatto Quotidiano. Stavolta il titolo comunque è sul ricordo di Borsellino, però ricordano Paolo Borsellino uccidendo l'anticorruzione. L'anticorruzione per loro è l'abolizione del segreto dell'abuso d'ufficio, sulla quale abbiamo avuto i rimproveri dell'Unione Europea. Però ripeto, ancora tutto da scrivere, tutto da vedere, perché in Parlamento bisognerà vedere cosa capiterà. E poi scrive ancora: guerra all'Unione Europea, destra e centro affossano una direttiva contro abuso e tangenti. Questo è quello che scrive il Fatto. Santanchè, ora c'è l'avviso, cade l'ultima bugia, scrive ancora il Quotidiano, il Fatto Quotidiano. Siamo sul Giornale, leggiamo la prima pagina. Giorgia libera Zaki, questo è il titolo scelto dal Giornale, un capolavoro diplomatico. Al-Sisi grazie all'attivista che vuole in Italia, eppure la sinistra dopo mesi di insulti ammette il successo del governo. E ancora qui cosa fa gli spogliarelli? Vediamo un po' cosa dagli spogliarelli alla cocaina, le trasgressioni estive del PD. Un sindaco dei democratici, quello di Cecina, è stato fermato con della droga, e quindi ci hanno fatto anche il titolo. Così aiutata soltanto la mafia, Meloni sullo show giustizialista, la commemorazione di Borsellino. E ancora leggiamo: elettrico più venduto del diesel, gli effetti delle ideologie sull'auto. Insomma, le immatricolazioni di giugno ci spiegano che cosa sta succedendo. Ancora un minutino abbondante, ancora un minutino abbondante, allora ne
ne approfittiamo per leggere Avvenire, che come sempre ha dei titoli di grande riflessione. Vedi, una tela per la pace, lungo colloquio tra Zuppi e Biden, il presidente degli Stati Uniti, disponibilità a iniziative diplomatiche e a favorire percorsi per la fine delle ostilità in Ucraina, consegnata una come lettera dicevamo ieri, il taglio è iniziative umanitarie, in modo da non dire tregua, non dire cosa, ma dire iniziative umanitarie. Potrebbe essere una via d'uscita. Speriamo sia quella giusta. Accordo sui migranti, Tunisia una trappola, c'è una riflessione dopo quanto evidentemente deciso dai leader europei con il presidente tunisino. Human Rights Watch dice violenze sui neri, denuncia ancora quanto accade in Tunisia, e la giustizia anche su Avvenire, Mattarella firma e sui boss chiede fermezza, le parole del capo dello Stato. Forse è tempo per un'ultima prima pagina, un flash, quello del tempo, la delega fiscale. Lo sapevo. Certo, entro agosto il governo è al lavoro e la proposta di Caiata di Fratelli d'Italia per Montecitorio, torni la cravatta obbligatoria. Michele. Senz'ai che cravatta abbinacce, ti do il numero della mia armocromista, perché così, lei è stata criticata perché c'ha quella che le dice come combinare i colori. Osho è veramente fantastico. Vabbè. Chiudiamo con una risata, dai. Vabbè, facciamoci una risata, giusto. Grazie Angelo, ci fermiamo per un momento, andiamo a vedere il tempo. Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con sole prevalente sulla nostra penisola, tempo a tratti instabile invece nella seconda parte del giorno a partire dai rilievi del nord-est, con fenomeni localmente anche a carattere temporalesco. Ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia con qualche velatura in transito senza conseguenze, la ventilazione debole a regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Temperature massime che saranno in lieve calo di qualche grado ma con picchi che potranno ancora sfiorare i 42-43 gradi, con calde d'afa specie nelle ore centrali della giornata. Nel corso della giornata di venerdì ancora sole prevalente, qualche velatura in transito, la ventilazione sempre debole a regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Temperature massime senza particolari variazioni con picchi ancora oltre i 40 gradi, temperature minime che si manterranno pressoché stazionarie con valori intorno ai 26 gradi. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Sono quasi le 8, questo è Buongiorno Sicilia, state con noi, è un piacere avervi. Adesso ci occupiamo della sentenza di ieri, lo facciamo di ieri a Caltanissetta, adesso vi dico tutto. Intanto saluto il nostro ospite che è l'avvocato della famiglia Borsellino, che salutiamo con molto piacere, ringraziamo, è l'avvocato Fabio Trizzino. Ieri era presente anche al processo di Caltanissetta. Di cosa si tratta? La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna di ergastolo per Messina Denaro, indicandolo come uno dei mandanti delle stragi di mafia dei primi anni 90, e abbiamo rilevato anche la reazione spavalda del boss nei confronti dell'avvocata che lo ha assistito, avvocata d'ufficio, non era la nipote Guttadauro, e lui le ha fatto pervenire un pizzino a suo solito dicendo: mi è piaciuta la sua arringa, buona vita. Insomma, il boss non si smentisce. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie sempre del vostro invito. È un piacere averla con noi. Come giudica questa sentenza, avvocato? Ma è una sentenza estremamente importante perché dal mio punto di vista si mette fine ad una lacuna fra l'accertato protagonismo di Messina Denaro in seno a Cosa Nostra e la mancanza di un'affermazione della sua responsabilità rispetto agli eccidi del 1992, la strage di Capaci, cioè la strage di Via D'Amelio. C'è da dire che la sentenza non è ancora definitiva, però che l'impianto della motivazione del primo grado sia stato totalmente accolto anche il secondo grado consente di affermare che ci si avvia appunto verso l'accertamento definitivo della responsabilità. Proviamo magari, se ci riusciamo, avvocato, a alzare il suo volume, visto che da parte nostra stiamo dando il massimo. Purtroppo io l'ho messo al massimo, abbiamo qualche difficoltà di collegamento, perché non mi trovo
a Palermo, ma sono No, ma noi la ringraziamo perché lei era a Caltanissetta, adesso è a Palermo, insomma sta facendo le corse anche per noi. Grazie. Che impressione le hanno fatto le manifestazioni per l'anniversario della strage di Via D'Amelio ieri? Guardi, io su questo devo dire che sono triste in considerazione del fatto che attorno a una figura come quella di Paolo Borsellino, che avrebbe dovuto e che deve unire, purtroppo registriamo una polarizzazione da un lato e dall'altro tra buoni e cattivi, che sinceramente è molto lontano dall'ispirazione, dal pensiero e dal modo di essere di Paolo Borsellino e di tutti, e che deve essere considerato come un padre della patria, un padre fondatore della Seconda Repubblica. Sì, giustissimo, ma vuole spiegare anche a noi, avvocato, quali sono i termini di questa polarizzazione e perché poi diciamo, chi è contro la mafia e chi è naturalmente per la legalità si divide? Come mai? Paolo Borsellino, leggendo i suoi scritti, i suoi interventi, la sua azione giudiziaria, no? Anche nei momenti più difficili della sua esistenza, ha sempre avuto nei confronti delle istituzioni il massimo rispetto. Noi questa la consideriamo la vera eredità morale, quindi cercare di strumentalizzarne il pensiero in nome di questa o quella battaglia politica, sinceramente è molto lontano dall'esempio che lui ci ha offerto. Sono quelle figure, dottor Cucuzza, rispetto alle quali il moto deve essere non divisivo, ma di unione. Sono quelle figure attorno alle quali una nazione si riconosce, indipendentemente dalle contingenze politiche del momento. Che cosa resta, avvocato Trizzino, di non detto di quel periodo drammatico, di quegli anni? Guardi, la sentenza di ieri è importante perché consegna alla sua responsabilità l'ultimo dei Corleonesi, l'ultimo dei fedelissimi di Salvatore Riina, e si chiude quindi una stagione. Rimane l'accertamento sicuramente di quegli elementi di contaminazione, di cointeressenze, probabilmente provenienti dal mondo politico, istituzionale ed imprenditoriale, che hanno in qualche modo goduto dell'eliminazione sia di Falcone che di Borsellino. Questo è l'aspetto che rimane da indagare e su questo mi consenta, dottor Cucuzza, i depistaggi, gli errori, le negligenze che hanno contraddistinto le prime indagini, i primi processi, hanno avuto e avranno un effetto devastante sotto il profilo del mancato accertamento della verità. Certo. Come giudica l'attuale impegno delle istituzioni, del governo nella lotta alla mafia? Anche su questo ieri ci sono state polemiche che poi la Premier ha respinto al mittente. Ecco, questo è un altro elemento che secondo me va in qualche modo evidenziato, cioè quando io prima le dicevo che non si deve sottoporre a un uso strumentale la figura di Borsellino, intendevo dire che dobbiamo sottolineare, al di là delle contingenze del momento, che tra quando Falcone e Borsellino contrastarono la mafia ed oggi c'è stato un salto di qualità enorme sotto il profilo della professionalità dei magistrati, soprattutto del corredo normativo. Noi dobbiamo interessarci a questo fenomeno sotto questo punto di vista. Poi ogni governo, anche in considerazione del fatto che la giustizia è un servizio, ogni governo può decidere di intervenire per razionalizzarne l'organizzazione, ma nessun governo, destra, sinistra, centro, credo abbia mai manifestato l'intenzione di recedere da un percorso che è comunque irreversibile, perché la società civile oggi conosce il fenomeno molto meglio di quanto accadde
nelle fasi che precedettero la stagione stragista. È molto importante questa sua considerazione, credo, come del resto le altre, Avvocato Trizzino, ma mi sembra particolarmente significativo che lei voglia sottolineare quello. Io la ringrazio molto. In chiusura, se vuole un commento, se crede, alla notizia di questa mattina, hanno cercato di vendere a Fabrizio Corona, che è un noto titolare di un'agenzia di informazioni, fotografi, eccetera, dei documenti segreti, dice l'ANSA, sulle indagini sulla cattura appunto di Messina Denaro, e per questo sono stati posti ai domiciliari, sono stati arrestati un carabiniere e un consigliere comunale di Mazara del Vallo. Che impressione le fa questa notizia? Se vuole commentare, non so. Ho conoscenza di questa informazione e comunque anche lì fa parte di quel gioco divisivo, sollevare dubbi sulla cattura. Se non lo si prendeva è perché non lo si prendeva, lo si è preso è perché lo si è preso. Lei si rende conto che se noi andiamo dietro a questa deriva, sinceramente non facciamo altro che instillare nelle future generazioni quel nichilismo istituzionale che a me francamente fa più paura di ogni altro fenomeno. Perfetto, grazie Avvocato. La sua è una lezione importante questa. Non è vero che la mafia non è invincibile e non è vero che la giustizia e le istituzioni non possano procedere verso la sua sconfitta. Grazie molto all'Avvocato Trizzino, che ha molti impegni, è stato ieri a Caltanissetta e ha vinto il processo rappresentando la famiglia Borsellino, per cui Messina Denaro ha preso un secondo ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello. Buon lavoro, ancora ci fermiamo per qualche minuto, dopo parleremo di social card. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono le 8:11 minuti. Social card, allora, che cos'è la social card? È la nuova forma di assistenza economica introdotta dal governo italiano, parte per le famiglie dal 15 settembre, reddito ISEE fino a 15.000 euro, famiglie con 3 componenti, e per accedere, come vedete, ecco, l'importo è di circa 382,50 per gli acquisti per la spesa alimentare, farmaci, abbigliamento, a partire dal 15 di settembre. Vogliamo parlare in collegamento con Palermo, con il nostro Marco Gullà, con Davide Grasso, che fa parte dell'associazione Basta Volerlo ed è titolare di un CAF. A voi la linea, vai Marco. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Michele, sono appunto con Davide, siamo proprio accanto davanti al suo CAF. Lui tra l'altro, insomma, come hai detto anche bene te, è presidente di un'associazione di volontariato, di volontari, di percettori che si chiama Basta Volerlo. Vedevamo appunto nella grafica anche la nuova carta dedicata a te. È una carta che può in teoria alleviare, diciamo, in parte il disagio che in questo momento c'è a Palermo. Ricordiamo che Palermo è una delle città con il maggior numero di percettori di reddito in Sicilia. Ma secondo me è pochissimo, perché è una carta che di solito 382 euro viene riconosciuto soltanto una volta, una tantum, e poi appunto non viene dato a chi perderà per esempio la percezione del reddito già a partire da luglio. Sono tantissimi siciliani, tantissimi italiani che perderanno appunto il sussidio a luglio, quindi avranno l'ultima ricarica, ad agosto non sapranno cosa fare. Questi 382 euro in realtà non verranno dati ai veri poveri, ma verranno dati a chi ha un reddito medio-basso. Poi 382 euro al mese, a 382 euro sono praticamente €1 al giorno se li spalmiamo appunto in un anno. Veramente poco, una miseria. Poi ci sono degli acquisti che si possono fare e altri no. Per esempio si può acquistare lo zucchero, non si può acquistare il sale, si possono acquistare delle merendine, non si può acquistare per esempio della marmellata, si può acquistare il pesce fresco e non il pesce surgelato. Quindi è veramente assurdo che anche il governo, lo Stato debba scegliere cosa devono mangiare, insomma, i cittadini. È curioso che sia stato fatto questo menù con le merendine. Sì, assolutamente sì. Curioso. Assolutamente sì, non lo capiamo. Cioè la marmellata no, cioè chi piace la marmellata non la può mangiare, mentre magari il cioccolato sì, le merendine sì, il sale no, la carne di cavallo no. Oppure comunque chi vuole risparmiare con il pesce surgelato, insomma, non lo può prendere.
La cosa che però mi incuriosisce, e lo voglio anche chiedere a Davide, se permetti Michele, è che comunque è una sorta di punto che permette poi insomma il passaggio ad ottenere questa carta, e che l'ISEE forse è un po' più alto rispetto magari a quello che c'era anni fa per prendere il reddito, credo 15.000. Sì, è 15.000 è il limite, quindi praticamente anche chi ha un reddito per esempio di 40-45.000, poi se lo dividiamo poi per la scala di equivalenza dell'ISEE, riesce comunque a ottenere questo beneficio. Non proprio disagiato. No, assolutamente, anzi proprio i disagiati non lo percepiranno. Per esempio una coppia di persone, innanzitutto dovrà essere almeno 3, quindi una coppia di persone povere che perderà quindi il sussidio a partire da luglio del reddito di cittadinanza non potrà percepire insomma questa carta di 382 euro. Davide ha un caffè, oltre all'associazione è titolare appunto di un caffè in una zona abbastanza insomma particolare, importante anche di Palermo. Siamo a 2 passi insomma è il quartiere Noci, siamo a 2 passi da Piazza Principe di Camporeale. Qui molta gente appunto percepisce il reddito. Che spaccato c'è in questo momento? Qual è la preoccupazione della gente percettrice di reddito? Ma la gente intanto non sa se continuerà a percepire il reddito fino a dicembre o meno, perché se si fa parte di un nucleo familiare in cui tutti sono in età lavorativa, se sono stati presi in carico dai servizi sociali percepiranno il reddito fino al 31 dicembre, però la gente non sa se è stata presa in carico dai servizi sociali o dal centro per l'impiego, ed è una cosa che non gli sa dire nessuno. Loro si sbattono, vanno al centro per l'impiego, vanno ai servizi sociali, ma nessuno insomma gli sa dare una risposta certa. Quindi è gente che comunque non sa se a luglio sarà l'ultima ricarica o meno, quindi non saprà, insomma, non sa come deve andare avanti, anche perché il nuovo sussidio, che si chiamerà supporto per la formazione e il lavoro per gli occupabili, partirà soltanto da settembre, e quindi comunque ad agosto sarà un mese di stop, e comunque sarà di soli 350 euro questo sussidio per gli occupabili, che poi cosa vuol dire occupabile quando il lavoro in Sicilia non c'è. L'altro giorno vedevamo proprio che ci sono 110 offerte di lavoro contro 500.000 percettori in Sicilia, quindi proprio offerte prese dalla piattaforma IDO, che dovrebbe incrociare la domanda e l'offerta di lavoro sul sito della regione siciliana. Quindi ci sembra assurdo tutto ciò. Occupabile quando il lavoro insomma ci può essere, ma quando il lavoro insomma non c'è, questa definizione secondo me proprio perde di significato. Michele. No, desideravo sapere qual è la percezione, come vivono nel quartiere, la gente che va al caffè, questo momento un po' difficile in tutte le città, non solo a Palermo. Noi snoccioliamo numeri, inflazione in calo al 6,2, ma in realtà il caro vita c'è, le difficoltà per le famiglie ci sono. Se ce lo può confermare, lui è al polso della situazione, in parte l'ha già detto. Sì, la gente non riesce ad andare avanti già soltanto con il sussidio, quindi figuriamoci senza. Quindi i prezzi aumentano sempre di più, quindi lo vediamo insomma quando andiamo a fare la spesa, la carne, il pesce, la pasta sono sempre in aumento, c'è stata un'inflazione importante, anche fare le benzine è diventata molto difficile, anche spostarsi dalla città e fare 2 passi magari al fresco è diventato veramente difficile, quindi la gente è veramente preoccupata, e con questa manovra si tornerà tanta gente purtroppo tornerà a lavorare in nero, tanta gente sarà nuovamente sfruttata, tutte cose insomma che il reddito di cittadinanza aveva combattuto. Quindi ci sono situazioni abbastanza anche particolari. La scorsa volta sono venuto anche qui per un servizio televisivo e ho visto anche comunque gente disperata che sì, ok, non ha figli, però una coppia che non ha lavoro non sa quello che dovrà fare da questo in poi. Sì, appunto, proprio una coppia di 45 anni a settembre dovrà decidere con 350 euro se pagare l'affitto o mangiare, quindi non hanno figli, non possono nemmeno accedere alla social card dedicata a te, quindi non avranno il reddito di cittadinanza fino a dicembre, perché è una coppia in realtà di occupabili però che non lavorano da oltre 15 anni, quindi non lavorano da quando avevano 25 anni, perché comunque le opportunità purtroppo lavorative al sud mancano. L'unica soluzione è quella di andare al nord, ma non può essere l'unica soluzione. Ognuno deve avere il diritto di poter rimanere nella propria terra. Senti, ci dai qualche storia magari che ti ha colpito maggiormente nel quartiere? Sì, mi ricordo un amico, insomma, uno che vendeva lo sfincione con una bancarella, guadagnava soltanto 20-25 euro al giorno, perché insomma non riusciva a vendere di più.
adesso insomma ha dato fiducia al governo, quindi 4 anni fa, scegliendo appunto il reddito di cittadinanza, quindi dando proprio fiducia al governo. Adesso governo insomma che si ritorce contro, volendo appunto togliere questa misura, e quindi le persone si trovano nuovamente nei guai. Quindi lui si troverà nei guai, quindi dovrà sicuramente o rivendere, si dovrà inventare qualcosa, sicuramente o lavorare in nero o andare a vendere nuovamente lo sfincione. Purtroppo in una Sicilia, ripeto, in cui il lavoro manca, quindi questa persona sicuramente dovrà inventarsi qualcosa, perché sicuramente con 350 euro non riuscirà ad andare avanti. Però dobbiamo anche, se mi permetti Michele, proprio gli ultimi 30 secondi, c'è anche l'altra faccia della medaglia. C'è una parte di popolazione che insomma non ha proprio un rapporto idilliaco con i percettori, proprio perché magari è venuta fuori qualche truffa che ovviamente è stata anche segnalata. Sì, magari qualcuno ha lavorato in nero, attenzione, magari qualcuno ha commesso anche dei reati, però stiamo parlando di delinquenti, che ci sono in ogni categoria di persone, ci sono i falsi invalidi, ci sono insomma i medici che fanno delle truffe, ci sono anche i giornalisti che non fanno bene il loro lavoro, quindi in ogni categoria di persone insomma c'è chi fa il lavoro bene e chi lo fa male. Giusto. A voi. Grazie naturalmente a Davide Grasso e grazie al nostro Marco Gullà. Uno spaccato certamente non incoraggiante, non confortante, ma che ci dà un po' il quadro della situazione, almeno in parte. Naturalmente seguiremo ancora l'evolvere della situazione proprio per quello che riguarda le condizioni di vita della gente, che in un periodo un po' complicato, un po' difficile come questo, in cui cambiano le regole, cambiano le leggi, le difficoltà per trovare un lavoro aumentano, crescono i prezzi e cresce anche purtroppo il lavoro nero o la disoccupazione. Ne parlano i quotidiani di queste cose? Ma stamattina i quotidiani sono concentrati su altri temi. Io, guarda, ho scelto adesso l'Osservatore Romano, perché l'Osservatore Romano ci dà questa foto che descrive qual è la situazione climatica, no? Parla di emergenza globale. E la Terra ci sta inviando dei segnali, scrive l'Osservatore Romano, inequivocabili. È tempo di decisioni non più rinviabili. Questa è la foto che stamattina il quotidiano della città del Vaticano, il quotidiano del Papa, diciamo così, mette in evidenza. E lo stesso quotidiano scrive, eccolo qua, il cardinale Zuppi a colloquio con Biden, la missione negli Stati Uniti, e quindi si attribuisce grande importanza, bisogna stare attenti. È un momento se decisivo. Ne parla poco, invece loro attribuiscono grande importanza, e se lo fanno dal Vaticano, dall'Osservatore Romano, ci sarà un motivo. E quindi mi piaceva stamattina evidenziare questa notizia. Poi altri quotidiani, c'è l'Unità ad esempio, che ha come sempre due fatti in evidenza. Scrive: perché il Parlamento non indaga sulla procura di Palermo del 92, nido di vipere, scrive Piero Sansonetti stamattina, per riaccendere, diciamo, le polemiche. Quelle di cui parlava l'avvocato Trissino, che dice attenzione a non disperderci dietro questo e dietro quell'altro. E poi dall'altra parte la stessa Unità, Meloni zittisce Nordio e liquida Marina e Berlusconi. Quindi praticamente quotidiano, l'Unità è un quotidiano apertamente di sinistra, in qualche modo spinge la Meloni in una direzione che è quella di tenere a freno il suo ministro. La conferma, diciamo, che le notizie si possono interpretare. Va bene, ci fermiamo provvisoriamente qui, facciamo una pausa, poi torneremo con un altro argomento. Giovani pizzaioli crescono. A tra poco, state con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia 8:25. Allora, per tanto tempo ci hanno detto e continuiamo a ripeterlo che ci sono dei lavori che gli italiani non vogliono più fare. Uno di questi è il pizzaiolo, no? Tant'è vero, è vero che si vedono spesso pizzaioli che non sono italiani, fanno benissimo la pizza anche loro, non è un problema. Però noi abbiamo due testimonianze oggi di segno contrario, italiani italianissimi che fanno i pizzaioli. Il primo che vi voglio presentare è Jacopo Martellini,
24enne di Spoleto. Buongiorno e benvenuto. Lei è Buongiorno a tutti. Lei è il più giovane chef al mondo di pinza romana, con la S, non pizza, ma pinza romana. Mi raccomando. Complimenti, Esatto, grazie mille. Tutto merito di nonna Adriana, è vero? È vero. Allora, che mi ha dato questa bellissima passione. Perfetto, poi ci spiegherà che cos'è la pinza e come si fa a diventare campione del mondo di pinza. Intanto l'altro personaggio è affiancato dalla nostra Naomi Moschita, è Lele Scandurra. Vediamolo un momento, lo vedo già in azione. Buongiorno, stanno già al lavoro, o quasi, perché in realtà poi sul banco non c'è ancora nulla. Vi do la linea fra un momento. Vorrei sentire per favore da Jacopo Martellini la sua vicenda, brevemente, la sua vicenda professionale. Allora, lei comincia, perché la nonna e la zia che le dicono? È un racconto di famiglia questo, no? Esatto, Io sì. sono partito E ci fa piacere. Con questa grande passione fin da bambino, già all'età di 5 anni, tramandata appunto da mia nonna, da mia zia. E un giorno, siccome mio padre lavorava a Roma, lo andammo a trovare insieme a mia madre e ci fermammo in questo locale di Trastevere, diciamo uno dei primi locali che faceva pizza romana, e lì praticamente assaggiai per la prima volta questa pizza, perché comunque fa sempre parte della pizza, la pizza romana, Ecco, ma qual è la differenza? Aspetti, perché ora questa è una cosa relativamente nuova. Ci spieghi che differenza c'è tra la pizza e la pinza romana, che ora è di grandissima moda, come tutte le cose nuove. Esatto. Romana. Diciamo che adesso sta fortemente espandendosi in tutto il mondo questa pizza romana. Allora, partiamo, le caratteristiche sono che abbiamo 3 tipi di farine diverse: riso, soia e frumento. Abbiamo una idratazione dell'85%, quindi vuol dire che l'85% è composto da acqua. Ha una maturazione, quindi vuol dire una lievitazione che parte dalle 24 e pensate arriva fino a 72 ore, e questo conferisce morbidezza, croccantezza e super digeribilità. Infatti è considerato anche un piatto per gli sportivi. Non è di forma rotonda come la pizza classica, ma è ovale. Ecco perché piace così tanto Angelo Gagliano, ora capisco. Va bene, adesso ci dirà poi, dopo, quando le ridò la linea, come si fa a diventare campione del mondo, o comunque il più giovane chef al mondo. Ma adesso sentiamo Lele Scandurra, che è a Catania con la nostra Naomi Moschita. Naomi, vai. Lele Scandurra, noto come il pizzaiolo etneo, e questo è il motivo per cui, mentre parlava rappresentante della pinza, mi ha detto: Naomi, diciamo che la mia è pizza siciliana contemporanea. Cos'è la pizza siciliana contemporanea, Lele? Innanzitutto amiamo la pizza a 360 gradi, che sia napoletana, che sia romana, ma ovviamente noi valorizziamo il nostro territorio, quindi sì quella contemporanea, perché ovviamente è una pizza che segue la tradizione ma poi si innova, e appunto seguiamo soprattutto la sicilianità e soprattutto la nostra amata Etna, quindi tanti prodotti comunque sono della nostra bella Sicilia, e anche altri prodotti appunto che seguono l'Etna, come gli agrumi, i formaggi, gli oli e altre, diciamo, e altre cose. Un ragazzo che a 31 anni ha già un locale stupendo qui al centro di Catania e che ha deciso di investire nella pizza. Tu hai creduto nella pizza, una storia d'amore che affonda le radici quando eri piccolo, con tua zia, mi dicevi. Certo, diciamo che sono partito da 14, avevo 14 anni quando ho cominciato a fare questo lavoro, tra virgolette, perché sono partito proprio dalle basi. Ho cominciato a fare il fattorino, quindi portavo le pizze a casa, quindi ricordo ancora quel profumo delle pizze del cartone. Ancora la pizza all'epoca era tutt'altra tipologia completamente, e pian piano io mi sono innovato insieme all'innovazione della pizza, grazie anche a mia zia, che anche lei è pizzaiola, adesso lei lavora in Francia, quindi ho cominciato con lei piano piano e ad oggi siamo arrivati qui. Quindi c'è stata tanta gavetta prima di arrivare a questo sogno, che non è un punto di arrivo ma è un punto appunto di partenza. È un punto di partenza. A proposito di punti di partenza, partiamo dalla pizza stamattina, una colazione bella strong per iniziare bene la giornata. Che cosa ci proponi? Allora, qui abbiamo il nostro panetto con farina di tipo 1 biologica, e qui abbiamo la nostra semola, perché ovviamente le nostre pizze vengono stese nella semola rimacinata di grano duro. Quindi cominciamo a stendere il nostro panetto. Oggi ti preparo la tonno e cipolla Summer Edition, ovviamente essendo in estate. Summer Edition, è giusto, è giusto. Fresche. Summer Edition, sì. Summer Edition. Perché c'è anche una Winter Edition, no? Cosa cambia tra la versione invernale e quella estiva? Diciamo che quella invernale è un po' più calda. Un po' più calda. Andiamo, andiamo. Più fresca. Ora nel frattempo ti racconterò gli ingredienti. Esatto. Andiamo a stendere il nostro panetto.
Quindi partiamo da questo impasto. Che tipo di impasto è? Questo è un impasto con freddi tipo 1, lievitato 40 ore circa, perché prima abbiamo praticamente una fermentazione, prima con un preimpasto, e poi praticamente andiamo a completare il nostro impasto, quindi andando a poi far lievitare e maturare il totale l'impasto 40 ore. Quindi digeribile, un impasto digeribile. Tra fermentazione, preimpasto e impasto finale all'incirca siamo sulle 40 ore. Quali sono gli ingredienti di questa pizza Summer Edition? Poi mi dicevi pure che organizzi ogni sera durante l'estate un evento diverso che va a valorizzare le pizze coniugate anche ai sapori invece del vino, della birra. Sì, diciamo che gli ingredienti sono comunque tutti freschi, come dicevo. Partiamo da una base di pomodoro giallo, poi andiamo con il nostro tonno marinato, foglie di capperi, salicornie, che praticamente è un asparago di mare, pomodorini gialli e cipolla rossa praticamente ridotta a confettura, e quindi abbiamo tutti i prodotti, come ti dicevo, estivi e freschi. Quest'idea di pizza viene proposta insieme ad altre 4-5 tipologie di pizze estive. Infatti abbiamo nel menù una selezione di pizze dedicate proprio alle pizze con i salumi di pesce, quindi le ho chiamate pizze da mare, e appunto in queste serate praticamente faremo delle serate a tema con dei vini da degustazione e delle birre, quindi fino praticamente a fine agosto ci saranno queste pizze fresche, ci saranno delle ottime birre o vini in base poi alle serate, e ci sarà anche della buona musica live, quindi praticamente si farà l'estate in città qui da noi, appunto all'Evoluzione. All'Evoluzione, tra l'altro io so che tu e Michele vi siete conosciuti durante il Covid preparando una pizza in diretta, se non mi sbaglio, non so se Michele ti ricordi. Sì, assolutamente, lui faceva le dirette e quindi ci siamo scambiati qualche messaggio, perché io comunque sono un suo ammiratore, lo seguo da tempo, e quindi ne ho approfittato, abbiamo fatto questa diretta live, abbiamo fatto la pizza insieme. Come state a preparare la pizza? Bravo? Sì, diciamo che lui eravamo tramite video, perché ovviamente all'epoca c'era il Covid. Però l'ho fatto venire fame, perché lui me l'ha detto. Infatti ti aspetto qui, Michele. Certamente. Ti aspettiamo qui, ovviamente. La pizza ora è in forno. Per motivi logistici abbiamo già Naomi, mentre la pizza si scalda e si inforna, sentiamo Jacopo, un po' invidioso di tutti questi successi di Lele Scandurra, o no? Altra roba, no? Parliamo di altre cose. No, ma diciamo che è bello per questo, perché insieme, no, dico sempre, il mondo è il futuro è dei giovani, quindi più siamo e meglio è, no? Che differenza c'era però nella preparazione, negli ingredienti, tra pizza e pinza? Ma allora, diciamo che già il fatto di stenderla, no, in forma rotonda la pizza e ovale la pinza, quindi già questo qui cambia, no? Però ho visto anche che lui stende a mano come si stende la pinza, quindi prettamente, sai, i gesti sono quelli, perché poi fondamentalmente è sempre una pizza, no? Però dopo cambiano le temperature, cambiano poi dopo i gradi e soprattutto le fasi di procedimento di come fare la pizza e come fare la pizza. Certo, come si fa a diventare il più giovane chef al mondo? Cioè, c'è un torneo, vi comunicate fra di voi. Gli americani poi, che sostengono di essere loro ad aver inventato la pizza, sicuramente avranno drizzato le orecchie sulla pinza. Sulla pinza. E allora diciamo che c'è una scuola italiana di pizzaioli che appunto si trova a Roma, e io praticamente all'età di 19 anni andai per la prima volta in questa scuola, no? E praticamente mi invitarono e facemmo questa prova, questo test, no? Che era sia orale che praticamente, tra virgolette, pratico, no? Quindi da come studiare i procedimenti a livello teorici, quindi le temperature, i gradi, quando va messo il lievito, quando va messa l'acqua, a che temperatura va messa la farina, poi avere appunto una cosa pratica, quindi fare l'impasto, fare una precottura, una cottura finale e poi decorarla. E lì per lì, sai, perché ti sfidi comunque con persone molto più grandi, no? Soprattutto con molta più esperienza. E quindi dico, ma sai, a 19 anni dico, ma secondo te io dove vado? No? E invece no, perché l'ansia, hai visto la paura, comunque ti scontri con gente molto più professionale di te, con molta più esperienza. E invece poi dopo, una settimana dopo, arriva questa chiamata dicendo, guarda, sei stato nominato il più giovane al mondo, e quindi è stato veramente una gioia e soprattutto un piacere immenso, perché tutto il lavoro è comunque un lavoro di fatica il nostro, no? Un lavoro che
ti impegna per tanto tempo, e quindi ecco, questa è stata una grande soddisfazione che mi ripaga di tutti noi. Complimentissimi, complimenti a tutti e due. Adesso torniamo con Lele Scandurra e la nostra Naomi, perché detto in due parole, è bello sentire dei giovani che fanno la gavetta, che si mettono e cominciano prima portando le pizze e poi diventano imprenditori veri e propri come Lele Scandurra, che è con Naomi. E a voi restituisco, è pronta la pizza? Eccola! Ah no, appena sfornata fumante. Sì. Ovviamente abbiamo cotto questa pizza dentro un tegamino, perché noi qui facciamo diverse tipologie di pizze, Michele. Qui in questo caso abbiamo la tonno e cipolla Summer Edition che viene cotta in un tegamino, anziché cuocere a 400 gradi come alcune pizze, questa viene cotta a 250 gradi sul forno elettrico, quindi a bassa temperatura per circa 7-8 minuti. Ovviamente abbiamo un cornicione bassissimo e poi praticamente abbiamo una parte centrale che è un po' più alta, quindi una sorta di focaccia tra virgolette. Ah, ok, perfetto. Adesso vediamo. Cominciamo a condire con... Bella, vediamo. Questa che è? Sì, mettiamo la nostra crema di pomodoro giallo. Crema di pomodoro giallo. Che praticamente mi fa già praticamente abbiamo. Mi fa quella via. Vabbè. Andiamo avanti, prego. Poi abbiamo questa, andiamo al taglio. Quindi procediamo prima al taglio. Sì. Prepari spicchio per spicchio allora. Sì, praticamente questa la tagliamo in 4. Ci sono alcune pizze che vengono tagliate in 4, alcune in 6 o alcune in 8. Poi in base alle esigenze del tavolo. In base anche alla tipologia di pizza. Il nostro caro Gaetano ovviamente ora ci darà una mano, perché lui è un mio collaboratore principale sia al forno ma anche negli ingredienti quando andiamo a condire la pizza. Salutiamo Gaetano giovanissimo, 26 anni. Per fare queste pizze abbiamo bisogno sempre almeno di 4 mani, perché sono delle pizze comunque molto particolari, perché ovviamente essendoci tutti comunque gli ingredienti a crudo, praticamente andiamo a velocizzare, ecco. Ok, quindi continuiamo, procediamo con la preparazione. Vai col tonno. Tonno prelibato, Marinato, sì. Eccolo là. Poi andiamo a mettere un po' di salicornia, che è praticamente un asparago di mare. L'asparago di mare, come si chiama quello lì? Come si dice? È asparago di mare, praticamente dà alla pizza freschezza, croccantezza e sapore anche proprio del mare. Mamma mia ragazzi, mi sta venendo... Condito come? Com'è condito questo asparago? Con un po' di olio, semplice. Ma è deliziosa ragazzi, eh? A volte gli ingredienti più semplici li lasci e più poi senti il suo vero sapore. Sì. Ma poi il cervello funziona così, che quando vede mette in movimento poi il resto, diciamo. Languorino. Ecco, bravo. Ma è bellissima, regale. Un po' di pomodorini. Vedi com'è concentrato, non dice una parola, è come un chirurgo che interviene sul suo paziente in silenzio assoluto, guarda. Quello che è quello? Un po' di confettura di cipolle rosse. Ovviamente la tonno e cipolle, gli ingredienti principali sono praticamente il tonno e la cipolla. Solo che io li ho rivoluzionati, perché mi ricordo mia nonna mi faceva questa pasta meravigliosa, la tonno e cipolla. Ovviamente ho preso la parte tradizionale del piatto che mi faceva mia nonna, quindi il piatto di pasta, e l'abbiamo rivoluzionata sulla pizza, ovviamente in maniera contemporanea. Rendendola più digeribile forse, perché la cipolla della nonna di solito è bella. Quindi è una confettura di cipolle. Questa sulle fette biscottate la mattina è un piacere. Fantastica. Ma la pizza io la mangio a colazione, merenda. Immagino. Sera, giusto. Ora Tano va con la spuma di parmigiano, quindi sono tutti ingredienti praticamente messi a fresco, come potete vedere. Questa è roba di altissimo livello. Questa ragazzi, mi ispira. Capito? Questa ispira moltissimo. Sì. Vorrei vedere la faccia di Jacopo Martellini mentre scende la spuma. È bellissimo. Lui è un vero sportivo. Perché sai, io essendo in Umbria, essendo a Spoleto, ovviamente tratto principalmente prodotti, no? Soprattutto di salumi. Voi invece avete questa grande fortuna, siete bagnati sul mare, quindi fate degli abbinamenti fantastici. Facciamo finire Lele e poi le chiedo una cosa, Jacopo. Allora, vai Naomi. Abbiamo messo le foglie di cappero, l'ho visto scegliere in maniera attenta la foglia da mettere sulla fetta. Facciamo così in ogni pizza. Perfetto. In ogni nostra pizza noi siamo proprio molto meticolosi e maniacali. Mostratecela a favore di camera. Assolutamente. Mostratela a favore di camera e con questo vi salutiamo. Eccola qua, bravi, meraviglioso. Grazie Lele Scandurra. Vi aspetto qui. Questa ce la mangiamo noi, io e Naomi. Alla salute, buona pizza. Jacopo, un saluto. Ciao, Michele, per dire ciao e buon lavoro, per dire Jacopo, la pizza invece non c'è niente dentro, che ci si mette? 2 parole.
Sulla pizza? Sì. Ma guarda, diciamo che... Un gatto, no? Ho avuto un gatto, sì, è venuto fuori un gatto all'improvviso. Ma ovviamente, guarda, io ti dico sincera la verità, anche la pizza per me comunque è una storia, perché fondamentalmente noi italiani siamo famosi per la pizza, no? Però ecco, io ho deciso di intraprendere questo percorso con una nuova, possiamo chiamarla così, frontiera, no? Frontiera della pizza, che è questa pizza, che è un cambiamento, una cosa un po' diversa che adesso sta prendendo molto piede, e quindi spero e mi auguro che crescerà sempre di più. Sarà senz'altro così. Grazie a Jacopo Martellini, più giovane chef al mondo di pizza romana. Complimenti anche a lui, così come... quando vuoi il mio locale a Spoleto. Verremo, guarda, dobbiamo fare delle spedizioni qua con Angelo Gagliano. State attenti che arriviamo. Ecco, grazie anche a Naomi Moschetta. Grazie mille. Naturalmente grazie a voi, complimenti. E passiamo dalla pinza e la pizza alla ricotta con Insieme. Non lo so. Siamo in Europa, siamo europeani. Europeani, più o meno, perciò dobbiamo conoscere due lingue. Sì. Questa scuola è importante, dobbiamo imparare l'inglese, se no non andiamo avanti. E poi questa scuola utilizza un metodo particolare che si chiama metodo full immersion. Lo sai che significa? No. Praticamente tutto quello che fa il professore, tutto quello che dice il professore lo dobbiamo ripetere uguale. Così il inglese ce lo impariamo subito. Lui è proprio madrelingua. E padre? È muto. Oh, sta arrivando il professore, ripeti tutto. Ripeti. Esatto. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students. Nona. I am a teacher. I am a teacher. You are a student. You are a student. Nona. You are so stupid. You are so stupid. You. I am so stupid. Yes, you are. What is this? What is this? This is a book. This is a book. Oh, this is a book. Ragione. This is a book, this is a rec. And this is a rec, this is a what? This is a nas. This is a capezzo. Raccapezzi. Raccapezzi. Now, where do you live? Dove do you live? Come sono alla scolana? No. Where do you live? Ma anche più di 2, 3, 4, questo mangia tutto, vuol sapere come sono fatte queste olive dentro all'acqua con la medicina seccata. Have you understood? Sono oliva arrostuta. No. Mai assaggiata, arrostuta mai. It's okay. Now I will teach you the numbers. 1, 2, 3, 4, 5. It's easy. Non si può dire. It's easy. Se sei creatura pure, non è che... 1, 2, 3, 4, 5. It's easy. Pure a me mi piacciono i zisi, che non si può dire. A chi è che non piacciono i zisi? A te sono più grandi. Abbastanza. What? What zisi? Sono 4 femmine. It's okay. Now I will teach you a song. Allora io sono Tonino. Io sono Peppino. Sono 2 fratelli. A song. Io non giuro che venire a sta scuola inglese, ma che me ne fotte a me? Repeat. London Bridge is falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Don Luigi fa din down. Don Luigi fa din down, my fair lady. Come on. Come on. Don Luigi fa din down. Don Luigi fa din down, my fair lady. Don Luigi fa din down. Down, sit down. Mettiti qua e stai tranquillo, devi stare sereno. È chiaro, stai tranquillo. Don't worry, don't worry. Chi è Don't Worry? Ha sostituito a Don Luigi. Now I will teach you an English sciogli language. Sciogli lingua. This is a salt. This is a pepper. Give me the salt, pass me the pepper. Pass the salt, give me the pepper, take the pepper, give me the salt, give me the pepper, take the salt. 50 euro sopra il pepper, va a fanculo, va! Si può vincere sicuramente. Now the first lesson is finished. Please go home. Please go. Go home. It's finished. It's finished. Go home. Ma che succede? It's finished. Go. Mi hanno rubato l'altra volta le gomme. È sempre queste Quante gomme l'altra volta? It's finished. It's finished. È fornuta.
Sorry. Yes, sir. Thank you. Insieme Show stasera alle 21:30 da non perdere con la ricotta. E adesso passiamo al caffè di Marco Amato, invece, dalla ricotta al caffè. Marco, ci sei? Ci sono, buongiorno Sicilia, buongiorno Michele, buongiorno Angelo. Buongiorno a te. Allora, oggi chi prendi di mira, cioè diciamo chi analizzi dal punto di vista delle stelle? Di mira no, però uno sguardo dalle stelle su due personaggi, visto che sono un grande appassionato di comunicazione e di social, e sono interessato un po' di scrutare gli astri di questi due giganti del mondo della comunicazione, che sono il signor Elon Musk e il signor Mark Zuckerberg. Cioè Twitter, allora, Facebook e Instagram. Sì. Sì, tutti e due sicuramente inventore il caro Zuckerberg di un social a cui io sono legatissimo, che è Facebook, proprio perché l'ho intesi proprio nella maniera di ricercare i compagni di scuola e tutto quello che poteva essere legato alla socializzazione di un passato proprio, mentre Toro il caro Zuckerberg, mentre invece cancro è Elon Musk. Elon ci ha sorpreso moltissimo, sia con le sue prese di posizione che con i suoi comportamenti. Non proprio da dolce cancro, sicuramente è un papà con tanti figli, eccetera, ma la sua provocatorietà mi ha incuriosita, che non è molto da cancro. Infatti nel suo oroscopo c'è un gioco di rimandi al segno dei gemelli e alla Vergine, quindi la causticità a livello comunicativo. Ha sfidato Mark Zuckerberg addirittura a un duello in Colosseo, quindi pensate un po' come ha stigmatizzato un po' questa competitività che gli è propria con l'altro gigante della comunicazione, che da bravo Toro ha sì risposto per le rime, ma sempre in una maniera molto più pacata e molto più ferma. Ecco perché lo trovo un caso interessante. Al di là dei loro segni zodiacali, sono un Toro e un Cancro, sono i loro Mercurio quelli decisamente più interessanti da un punto di vista psicologico. È proprio Mercurio, messaggero delle idee, che rappresenta la comunicazione, e proprio la loro arma, il loro impero si fonda proprio su quello. Mercurio sicuramente tra gli dei dell'Olimpo era giovane, era quello che connetteva l'Olimpo al mondo degli uomini. Sicuramente è un potere immenso quello di Mercurio, perché la comunicazione è sicuramente quello che può muovere masse e popoli, e per questo ci si auspica sempre che sia da social che da comunicatore si abbia sempre una certa etica e una certa morale nel condurre una cosa così delicata come la comunicazione massiva, ecco. Bene, allora, oggi luna in Leone, una luna particolarmente potente, calda, di caldo non ce ne facciamo mancare per adesso sicuramente, ma una luna assolutamente volitiva che fa un po' il paio con le personalità gigantesche di questi due personaggi. Magari una luna da Leone in Colosseo, sicuramente da gladiatori, ottima quindi per Sagittario e Ariete, che rilanciano benissimo a livello affettivo. Oggi però gestisce un po' di nervosismo per Acquario, Gemelli e Bilancia, mentre invece i segni d'acqua potrebbero avere dei piacevoli e o spiacevoli risvolti nel caso dei pesci, qualora e laddove uno scontro lavorativo o un affettivo dovesse debordare un po'. Passiamo ai segni di terra, che sono invece quelli un po' più interessati a concludere degli affari, in particolare il Toro interessanti, la Vergine a mediare su alcune strategie, anche qui comunicative e sapienti, e inoltre il Capricorno, che ancora una volta in amore si fa delle domande. Bene, auspicando, come giornali dicono, che questa lotta tra gladiatori già si accaparrano diritti, prenotazioni TV e stampa varia su questo evento da gladiatori e da giganti della comunicazione, vi lascio questa giornata da luna in Leone. Grazie Marco, poi ci dovrai spiegare un giorno, se vorrai, l'intelligenza artificiale, se ha qualche ascendente, qualcosa nello zodiaco, l'imminente... più che ascendente ha delle analogie, perché l'astrologia stessa prevede assolutamente che ci sia questo tipo di evoluzione. È proprio il segno dell'Acquario che gestisce questa particolarità. Hai capito?
Sì. Quindi l'acquario ci porta verso l'intelligenza artificiale. Magari un prossimo appuntamento facciamolo su quello. Grazie a Marco Amato. Con immenso piacere. È piacere nostro. Buona giornata a te e grazie, buon caffè. Allora, lo sai che il 20 luglio del 1304 nasceva ad Arezzo Petrarca, il poeta che insieme a Dante è considerato il padre della lingua italiana? Sempre il 20 luglio, ma nel 1810, la Colombia dichiarava l'indipendenza dalla Spagna e istituisce la giornata come festa nazionale. 1822 invece nasceva Gregor Johann Mendel, che sarebbe diventato abate agostiniano, ma soprattutto il primo a notare e studiare i caratteri ereditari delle piante e degli animali. Oggi è considerato il padre della genetica. Qui siamo in zona Gattopardo. Il 20 luglio 1860 i garibaldini vincono la battaglia di Milazzo e l'esercito borbonico lascia la Sicilia, passo decisivo per l'unità d'Italia. E ancora, 5 anni dopo, sempre il 20 luglio, il re Vittorio Emanuele II istituisce con regio decreto il corpo delle capitanerie di porto, che da quel momento fino ad oggi vigila sui quasi 8.000 chilometri di coste italiane. 8.000. 20 luglio 1881 il capo Sioux Toro Seduto si arrende a Fort Moormont nel Montana alle forze armate statunitensi alla fine delle guerre indiane. E dei massacri degli indiani da parte dei soldati americani. Nel 1940 la rivista Billboard pubblica la sua prima hit parade. In cima alla classifica c'è l'orchestra di Tom Dorsey e la voce di Frank Sinatra che canta I'll Never Smile Again. Nel 1962, il 20 luglio, a Milano nasce Stefano Bartezzacchi, economista, saggista e amico, e gli facciamo gli auguri di buon compleanno. E poi Michele, come non citarlo, il 20 luglio 1969 eravamo tutti davanti alla televisione con Tito Stagno che gridò ha toccato, e l'uomo arrivò per la prima volta sulla Luna, indimenticabile, anche se oggi c'è chi lo mette in dubbio. I terrapiattisti, vabbè. Ma chiudiamo con un altro compleanno fondamentale. Occhio, l'avete riconosciuto, è lui, Carlos Santana, che in Messico, chitarrista eccezionale, ha portato nel rock le sonorità dell'America Latina, e quindi vi lasciamo con l'insuperabile Oye Como Va di Santana e ci rivediamo domani. Buongiorno Sicilia e buona giornata. A domani.